La luce fioca, i passi felpati, tanti sbadigli. Per la delegazione veneta diretta al Lingotto di Torino, il buongiorno agli occhi decisamente stropicciati di sonno. Una levataccia che non ha certo spaventato questi temerari amanti della buona tavola, perché la meta finale altro non è che il Salone del Gusto, una delle vetrine più prestigiose per l'enogastronomia made in Italy. C'è chi deve presentare i propri prodotti, chi parteciperà alle degustazioni guidate, chi semplicemente è curioso di gironzolare tra i padiglioni, che quest'anno, data la fusione tra il Salone e Terra Madre, il progetto concepito da Slow Food per l'agricoltura, la pesca e l'allevamento sostenibili, hanno ospitato circa 1000 espositori, provenienti da più di 100 diversi paesi del mondo. L'impronta del movimento di Carlo Petrini punta a farlo diventare il più grande appuntamento enogastronomico mondiale ed è evidente anche nella formula di questa edizione 2012 del Salone. L'obiettivo primario è difendere il territorio, le genti che lo abitano, far sì che queste genti possano continuare a produrre questi prodotti in cui si riconoscono e soprattutto produrli non solo traendone un beneficio, ma traendone il giusto beneficio. Infatti i nostri prodotti hanno 3 parole d'ordine, 3 chiavi di lettura: buono, pulito e giusto. Il giusto vuol dire che bisogna riconoscere a questi contadini, a questi operatori, che il loro lavoro deve essere giustamente remunerato. Protagonista principale rimane il territorio, con le sue tipicità, prodotte secondo la filosofia Slow Food, facendo cioè attenzione alla salvaguardia dei cibi, delle tecniche culturali e di trasformazione ereditate dalla tradizione. Noi abbiamo un contenitore che abbiamo chiamato l'Arca del Gusto, che contiene tutta una serie, un elenco proprio di tutti i prodotti che sono degni di attenzione dal punto di vista storico, gastronomico, tipico. Dopodiché all'interno di quest'arca noi estraiamo tutta una serie di prodotti che sono invece soggetti a rischio di scomparsa e quindi questi diventano i nostri presidi Slow Food, che tutelano ma non solo il prodotto in quanto qualità ed eccellenza regionale o nazionale, ma in quanto storia, cultura, tradizione di un territorio, elemento in cui le genti di quel territorio si riconoscono. Valori che contraddistinguono anche l'operato di Slow Food Veneto, associazione radicata nel territorio con 12 presidi, 24 condotte e 11 comunità del cibo, tutte attive nella promozione di tematiche come la sovranità alimentare, la biodiversità e l'educazione alimentare. Ed è un'idea di Slow Food anche l'Osteria Veneta nello stand della Regione Veneto. Nei 5 giorni di apertura del Salone, l'Osteria ha sfornato per il pubblico il meglio della produzione regionale, piatti della tradizione e da veri intenditori del gusto, come gli spaghetti con i fasolari, i saporiti molluschi pescati nell'Alto Adriatico. È un prodotto di pesca, viene pescato da Chioggia fino a Trieste. Al largo della costa dai 6-8 miglia ai 12 miglia, una profondità d'acqua dai 8 ai 26 metri d'acqua. Un mestiere antico, quello del fasolaro, che da generazioni si tramanda di padre in figlio. Io praticamente vengo da generazione, già i miei nonni avevano le barche a vela, mio papà che ha 83 anni, erano 6 fratelli, avevano 6 bragozzi a vela, quindi diciamo vengo da una famiglia di pescatori. Io e anche tutti diciamo gli altri miei colleghi vengono sempre, siamo tutti quasi gente giovane, vengono sempre dalla tradizione del papà o del nonno addirittura, quindi praticamente è un mestiere che abbiamo nel sangue, anche perché Chioggia è la seconda marineria d'Italia più importante diciamo come pesca. Oggi sono rimasti solo un'ottantina di pescherecci a dedicarsi a perpetrare questa antica tradizione, principalmente in 5 porti tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia: Chioggia, Jesolo, Caorle, Grado e Marano. Facciamo la pesca giornaliera e il fermo biologico viene a rotazione, viene fatto a rotazione rispettando le zone di cattura, perché noi praticamente abbiamo la fascia costiera diciamo, da gestire col riposo biologico. Facciamo la zona a scacchiera e poi facciamo come di salvadanai, che quando è brutto tempo andiamo dentro, facciamo la pescata veloce e poi veniamo fuori. Si possono preparare in diverse maniere, ma normalmente i fasolari vengono gustati crudi. Ma avendo la garanzia che il prodotto è fresco come questo, è stato pescato questa notte e direttamente al consumo diretto, quindi a pochissime ore. Se tu guardi, quando fai così si muove, vedi? Vedi?
Questo praticamente è il significato che è la garanzia del fresco. Il prodotto viene aperto da vivo, poi viene pulito, che ha una sacchetta interna propria del mollusco, adesso vi faccio vedere. Viene tenuto, allora, questo è il mollusco bivalvo, vedi che ha due lati. Il lato più corto viene all'interno del palmo della mano, si infila la lama del coltello qua, col dito si apre, poi una volta tagliati i due muscoli si leva la pellicina sopra e si toglie la sacca interna, che praticamente lui da queste qua filtra e raccoglie qua una specie di sabbia che è la sacchetta interna. Poi una volta tolta questa si stacca dai due molluschi e si può mangiare crudo. L'altra alternativa è che comunque si apre, si toglie dal guscio, facendo sempre la stessa operazione, si toglie dal guscio, si mette sopra il tavolo e si batte con il batticarne, che sarebbe questa procedura qua, e poi va cucinato. Si può fare le polpette, la pasta e il gratinato. Un abbinamento ottimo con uno dei bianchi veneti più famosi e consumati nel mondo, il Soave. La sfida del Soave al Salone del Gusto parte proprio agli inizi di questa manifestazione e non poteva essere altrimenti. Quando un territorio come il Soave coinvolge 3.000 produttori, 7.000 ettari e diventa poi sistema nel corso degli anni e si carica di valori da una parte e di responsabilità dall'altra nei confronti non solo dei produttori ma anche dei consumatori, e alcuni temi legati alla sostenibilità, all'attenzione ambientale, al rispetto di un paesaggio che oggi è meraviglioso ed è stato costruito dai nostri produttori e di cui i produttori poi diventano i veri tutori. Ecco come un sistema di questo tipo non può prescindere da un salone che ha in queste tematiche il vero punto di forza. Questa filosofia di produzione si traduce nella costante ricerca della sostenibilità ambientale per preservare anche la salute del territorio. Il ruolo del consorzio oggi non è solo quello di valorizzare e tutelare un prodotto, ma è di anche attivare tutte quelle azioni di ricerca e di attenzione ambientale. Penso solo all'ultimo progetto, e credo che sia il primo non solo in Italia ma anche nel mondo, un progetto che vuole recuperare e riutilizzare in maniera positiva un cosiddetto sottoprodotto della fermentazione, questa CO2 che dopo la fermentazione viene liberata. Se riusciamo a trovare il modo per utilizzare questo prodotto e renderlo accessibile anche dal punto di vista economico, direi che con il vino abbiamo fatto bene a tutto l'ambiente e credo ad ognuno di noi. Vino versatile prodotto dai vitigni dell'est veronese e grazie ad una nota salina particolarmente marcata al palato, ben si sposa con tutti i piatti di pesce. Profumi nitidi, profumi anche a volte non scontati, perché la nostra zona è di origine vulcanica, di conseguenza questo patrimonio minerale nei suoli si trasferisce inevitabilmente anche al prodotto finale, un prodotto che va bevuto dopo un anno, la vendemmia, ma che sa regalare veramente delle sorprese, delle soddisfazioni incredibili a chi ha pazienza di aspettare anche 2 o 3 anni. Perché quando nella maggior parte dei vini bianchi inizia un po' a decrescere la sensazione legata alla frutta, al floreale, nel Soave classico hai un'amplificazione invece di quelli che sono i sentori più nascosti derivanti appunto da questi suoli, quelli di pietra focaia, sensazioni sulfuree, sensazioni legate addirittura a idrocarburi, che sono in qualche modo veramente appaganti e arricchiscono ulteriormente il patrimonio organolettico di questo vino. Tanti appassionati di cibo affollano il Salone del Gusto, gastronauti infaticabili, operatori di settore, comitive di scolari in gita, ma tra la folla incuriosita è possibile riconoscere anche facce note dell'industria del cibo, a partire da Giovanni Rana, veronese e come tale grande estimatore, oltre che della pasta fresca, anche di un altro prodotto della sua terra natale, il mandorlato di Cologna Veneta. Io sono nato a Cologna Veneta, dunque sono cresciuto a mandorlato e ancora adesso lo considero un ottimo dolce mandorlato che adesso è stato veramente raffinato
perché una volta il mandorlato era duro e spaccava i denti, adesso hanno fatto una cosa che è meno dolce, più friabile, spacca meno i denti e veramente sono bravi, perché ho visto tutti i produttori di Cologna si sono emancipati e dunque il dolce è meno sentito, perché tutti abbiamo un po' di diabete, abbiamo colesteroli e varie cose e si sono aggiornati, hanno fatto un prodotto veramente eccezionale che veramente va verso la dietologia moderna. Zigzagando tra gli stand, il re dei tortellini si è lasciato sedurre anche da altri tipi di assaggio. Ha visto che ho appena assaggiato, è una cosa eccezionale, veramente Montagnana è eccezionale. Sono dei produttori veramente seri che fanno le cose con passione e il Montagnana è una caratteristica, che è l'unico prosciutto che è poco salato. Naturalmente loro rischiano, perché salando poco il prodotto rischia a non produrre, che magari può anche fermentare, ma loro questo lo rischiano, perché loro dicono noi rischiamo questo, però diamo una grande qualità. Difficile però che questo prosciutto DOP possa un giorno far capolino all'interno dei cappelletti di produzione industriale. Todino Montagnana ho cercato io, però la produzione è poca Montagnana, non posso permettermi, perché noi consumiamo 500-600 prosciutti al giorno e loro non riescono a tenerci dietro, però pensiamo, io ho tanti amici produttori a Montagnana, dice va bene Rana, ci consultiamo, ti daremo tutti 500-600 prosciutti al giorno, però dico, rimanete nella vostra nicchia, guai non votate, perché la vostra qualità è apprezzata in tutto il mondo. In Veneto 13 prodotti a presidio Slow Food difendono l'identità culturale delle tradizioni alimentari e gastronomiche locali. Si parte dalle specie animali, tra cui troviamo la gallina padovana, l'oca in onto e l'agnello dal pago. Ai cereali, con l'antico orzo delle valli bellunesi, il mais bianco perla e il riso di Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza. Nella zona del Veneziano abbiamo un straordinario prodotto che ahimè è molto delicato, che è il carciofo violetto di Sant'Erasmo. Delicato perché? Perché la zona di Sant'Erasmo è un orto immenso nella laguna, è soggetta a inondazioni, siccità e chi più ne ha più ne mette, ed è 2 anni che hanno pochissimo raccolto. Il presidio Slow Food in Italia si applica a prodotti rari ed eccellenti a rischio di estinzione e a chi li produce secondo precisi disciplinari. Per valorizzare un prodotto può bastare poco, riunire i pochi produttori rimasti e renderli visibili, comunicando le eccellenze gastronomiche e aiutandoli a spuntare prezzi più equi e remunerativi. Il Veneto conta 3 presidi anche tra i formaggi di Maiga, come l'Asiago Stravecchio e il Morlacco del Grappa. Possiamo dire che è uno dei più vecchi presidi veneti. Dopo l'Asiago Stravecchio di Maiga è arrivato il Morlacco che viene prodotto nel massiccio del Grappa nel periodo estivo, da giugno a settembre, e inizialmente era prodotto molti anni fa esclusivamente con latte di vacca bollina, che era una razza autoctona del nostro territorio. Attualmente ne sono rimasti 300 capi e Slow Food ha avuto l'idea di valorizzare questo prodotto ulteriormente alla valorizzazione che ne sta facendo Aprola, ed è stato proclamato presidio del Grappa. Noi oggi ci troviamo qui al Salone del Gusto, dove abbiamo la rappresentanza di alcune maghe, fra queste abbiamo anche un prodotto che è questo, realizzato dalla Maiga Andreatta Quinto, che è il Morlacco di vacca bollina. È un prodotto eccezionale, molto bello, si presenta con una pasta compatta, con un'occhiatura ad occhio di pernice ed è molto ma molto profumato e sta avendo un successo notevole. A chiudere la triade c'è il Monte Veronese, pure prodotto con latte estivo. Qui al Salone del Gusto abbiamo portato il Monte Veronese di Malga, quindi formaggio fatto in alpeggio dal periodo 1 di giugno al 29 settembre. È una piccola produzione fatta in quota, quindi quando gli animali vengono portati in alpeggio 1.700-1.600 fino a 2.000 metri, e nei pascoli più bassi vengono fatti gli sfalci per l'alimentazione invernale, viene fatto questa prelibatezza, questo formaggio molto particolare. La M di Malga, stampata a fuoco sulla forma, identifica questa prelibatezza da salvaguardare. Le malghe stanno scomparendo, quindi
si cerca di valorizzare questo latte che viene fatto quando gli animali sono al pascolo e quindi con alimentazione naturale, e quindi profumi, sapori e fiori della nostra Lessinia. Presenza importante quella del comparto lattiero-caseario regionale, anche grazie alla presenza di formaggi leader di settore come il Piave DOP. Il formaggio, che ancora rispecchia le antiche tradizioni produttive, deve il suo gusto straordinario alla materia prima con cui è prodotto, frutto del duro sacrificio dei nostri soci. È un formaggio che nasce in provincia di Belluno e la zona di produzione è la provincia di Belluno. Nel 2011 è diventato un formaggio DOP e ha saputo conquistare man mano il mercato non solo in Italia ma anche all'estero, tanto che è stato nominato uno dei migliori 100 prodotti agroalimentari mai arrivati negli Stati Uniti dalla importante rivista di settore Saveur. Grande interesse hanno suscitato anche le piccole produzioni semi-artigianali, come la casatella trevigiana DOP, che sta progressivamente conquistando fasce sempre maggiori di mercato. È ancora una produzione molto artigianale. Già aver ottenuto la DOP è molto importante. Stavo spiegando a una turista il valore di avere una denominazione di origine protetta per un prodotto così, perché vincola i caseifici ad acquistare il latte da un territorio molto ristretto, quindi tuteliamo il territorio, i produttori e garantiamo anche un prodotto dal gusto e dalla qualità eccellente ai consumatori. Il latte impiegato per produrre la casatella arriva esclusivamente da vacche allevate nel territorio della provincia di Treviso. È un chilometro zero ante litteram, se si può dire. I caseifici si approvvigionano entro le 72 ore, devono trasformare questo latte in casatella trevigiana DOP. Sono 13 caseifici sparsi in tutto il territorio della provincia con i numerosi spacci, quindi un contatto diretto, però è conosciuta e molto apprezzata anche fuori dalla provincia di Treviso, fuori dal Veneto. Siamo a Torino proprio perché ce la chiedono e l'apprezzano moltissimo. E per la regola del dulcis in fundo non poteva mancare infine il più tipico tra i salumi veneti, la soppressa. Allora, la soppressa vicentina DOP, ospite della regione Veneta al Salone del Gusto di Torino 2012, è un salume tipicamente veneto, ma Vicenza ha ottenuto il primato della DOP nel 2003, è un salume tipicamente vicentino perché è fatto con maiali nati, allevati, macellati e trasformati in provincia di Vicenza, e anche la stagionatura, chiaramente, che è la fase forse più importante, avviene in provincia di Vicenza, in un'area che va dai Colli Iberici alle piccole Dolomiti. Accompagnata da tradizione con il pan biscotto, la fetta della soppressa si presenta compatta al taglio e tenera al palato. Ed è una caratteristica importante perché la soppressa vicentina DOP è fatta con tutte le parti del maiale, compresa la coscia. È una tradizione produttiva che caratterizza la produzione della soppressa vicentina DOP dai tempi antichi. È fatta con tutte le parti nobili del maiale e la coscia, oltre a darne un particolare pregio, è anche importante per quanto riguarda la completezza dell'impasto della soppressa. Quanto alla presenza di aglio, diatriba che divide da generazioni i produttori delle varie province venete, nel vicentino la si preferisce decisamente senza. La soppressa vicentina DOP è possibile farla anche con aglio, però se posso fare un numero, su 100 soppresse se ne vendono 5 con l'aglio. È soprattutto la cultura del gusto verso Verona che ama un gusto con l'aglio, mentre per apprezzare al meglio il salume è bene degustarlo senza aglio. Un trucco, piuttosto che consumare la soppressa con l'aglio, è bene passare uno spicchio di aglio di alta qualità sulla fetta del coltello e poi affettare la soppressa in modo tale così da dare un aroma, un ricordo di aglio, ma non invadere eccessivamente il palato e il gusto, in modo da essere troppo preponderante su quella che è la qualità del prodotto. E per digerire uno spuntino così goloso ci si affida ai vini del territorio di produzione, il Tai rosso dei Colli Iberici, un accostamento classico, oppure una vera sorpresa, l'abbinamento con le bollicine di uno spumante autoctono, il Lessini Durello. Gemellaggio che da sempre è tra i più tipici delle nostre regioni, nella Lessinia proprio
questa terra di origine vulcanica e dove appunto vengono anche conservate e maturate queste soppresse eccezionali, per esempio la soppressa vicentina, ma anche la soppressa di Brenton. Ricordiamo questa piccolissima frazione in comune di Roncat. Siamo proprio nel cuore della produzione del durello e da sempre le famiglie contadine hanno sempre abbinato la soppressa con un buon calice di Lessini Durello. Frutto di un vitigno autoctono dalla storia millenaria, il Durello in passato era considerato un vino duro, quasi aspro. Oggi i nuovi impianti e l'evoluzione in vigneto hanno trasformato questo spumante in un vino dal gusto moderno, godibile a tutto pasto. È un vino che è cresciuto molto nella tecnologia di produzione per diventare uno dei grandi spumanti italiani. È proprio questa caratteristica di avere una bollicina e una aromaticità anche molto intrigante e molto particolare lo rendono particolarmente adatto proprio a questi abbinamenti con piatti di particolare anche ricchezza e di particolare, possiamo dire, impegno anche digestivo, e quindi la bollicina ha anche sicuramente un impatto proprio sull'aspetto di abbinamento gastronomico, ma anche di facilità proprio nella digestione di piatti di questo genere. Bollicine che incontrano il gusto anche del pubblico più giovane. Sta diventando sempre di più l'happy hour del vicentino e del veronese, vogliamo che sia così anche perché sicuramente diventa sempre più un prodotto che poi si può aprire anche alle prospettive di abbinamenti che sicuramente oggi qui al Salone del Gusto ne abbiamo sentiti tra i più svariati, di ogni origine, di ogni provenienza, ma che sanno sempre comunque esprimere qualcosa di particolare. Fuori dal lingotto la luce torna a farsi di nuovo fioca. Sta scendendo la sera e si sale tutti in pullman, ma questa volta in direzione di casa.